Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. In apertura del nostro notiziario La Cronaca. I finanzieri della Guardia di Finanza di Venezia hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una società estero-vestita, ideata da un'azienda operante nel settore dell'e-commerce specializzata nella vendita di cucine industriali ed attrezzature professionali, ricostruendo un'evasione fiscale pari a 1,7 milioni di euro di ricavi non dichiarati e oltre 340.000 euro di IVA evasa. In particolare, i finanziari del secondo nucleo operativo metropolitano di Venezia hanno avviato un'accurata analisi di rischio e una preliminare attività di ricerca informativa che ha consentito di individuare come l'operatore economico avesse formalmente delocalizzato la sede dell'impresa in uno stato dell'Est Europa ai soli fini di un risparmio d'imposta, dato che, di fatto, l'azienda ha mantenuto il proprio centro di interessi nel veneziano. Ulteriori dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Cambiamo argomento. 2 premi di laurea per complessivi 4.000 euro sono stati finanziati da CIA Venezia grazie alla collaborazione con l'Università Ca' Foscari Venezia per uno studio sulle filiere tipiche del territorio. Nei giorni scorsi sono stati selezionati la studentessa e lo studente iscritti ai corsi di laurea magistrale offerti dalla Venice School of Management e dal Dipartimento di Economia. Con le 2 tesi, spiega la presidente di CIA Venezia Federica Senno, chiediamo agli studenti di capire che tipo di redditività hanno i prodotti agricoli coltivati nella nostra zona, all'interno dell'intera filiera. Inoltre, fornire le linee guida per favorire l'evoluzione delle aziende verso modelli operativi più robusti, con possibili strategie di sviluppo per il comparto. Le 4 filiere sono seminativi orticoli e vitivinicole. L'importo dovuto sarà liquidato in 2 rate di pari ammontare 1.000 euro a studente all'inizio della stesura della tesi e gli altri 1.000 dopo che lo studente avrà sostenuto l'esame di laurea, che deve avvenire entro la sessione estiva di luglio 2025. Un grande impegno in questi giorni per fare il punto sull'edizione invernale di Lo Sbaracco a Mestre, tra nuove adesioni di commercianti e la conferma di precedenti, oltre 80 in totale. Molti che non hanno partecipato alle precedenti edizioni mi hanno contattato perché vogliono esserci e questa è una bella soddisfazione perché significa che il riscontro è stato positivo, spiega Rudy Manente di Passaparola. Quest'anno coincide con l'ultimo weekend di Carnevale, in cui speriamo anche in un flusso maggiore di persone che verranno in centro anche per vivere la festa. Ora speriamo solo nel tempo favorevole. In queste 2 giornate il negozio esce di strada ed entra nella città, dando così al cliente un'occasione in più di conoscere le realtà commerciali della città attraverso i prodotti esposti davanti al negozio e al commerciante di creare nuove relazioni con potenziali clienti che così potranno tornare dentro al negozio in altre occasioni. Così commenta Andrea Crescente, coordinatore Confesercenti per Mestre, iniziativa che si terrà a Mestre nel prossimo weekend. E Jesolo si prepara a diventare ancora una volta la capitale dell'aquilonismo. Venerdì 4, sabato 5 e domenica 6 aprile la città ospiterà la nuova edizione del Beach and Kite Festival, la più grande manifestazione d'Italia dedicata al mondo degli aquiloni, destinata ancora una volta a incantare residenti e turisti. La manifestazione, organizzata dal comune di Jesolo sotto la direzione artistica di Filippo Gallina, richiamerà in città oltre 200 piloti appassionati in rappresentanza di 14 nazioni del mondo. Tra loro i più importanti rappresentanti del settore. Nelle diverse arene allestite lungo l'Arenile cittadino sarà infatti possibile assistere alle esibizioni dei detentori di titoli nazionali e internazionali in diverse discipline, come ad esempio il volo acrobatico. Più di 1.600 metri lineari di costa si trasformeranno nel palcoscenico durante la 3 giorni dedicata al volo di questi fantastici oggetti volanti, ma sarà possibile anche partecipare a laboratori pensati per i più piccoli, in cui costruire il proprio aquilone e poi liberarlo in cielo per imparare a controllarlo con l'aiuto degli esperti. Immancabile poi il suggestivo volo in notturna a partire dalle 21 di sabato 5 aprile. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.